Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato a Milano 3 uomini e una donna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrato hashish, cocaina ed eroina. Lunedì 11 maggio gli agenti della squadra mobile, nell'ambito di servizi antispaccio in zona Monforte Vittoria, hanno notato un uomo con fare sospetto dirigersi frettolosamente nel cortile interno di uno stabile di Piazzale Cuoco per essere subito dopo raggiunto da un uomo che gli ha ceduto qualcosa dietro corrispettivo di una somma di denaro. Intuito che si trattasse di una compravendita di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno fermato l'acquirente con 2 grammi di hashish appena acquistati. Nel frattempo, il pusher, costantemente monitorato, è rientrato nella propria abitazione dove gli agenti hanno sequestrato 10 pezzi di hashish del peso di 40 grammi. Il pusher, un cittadino tunisino di 32 anni, con alle spalle diversi precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione di hashish, mentre l'acquirente è stato segnalato e sanzionato per una normativa Covid.